Buon pomeriggio a tutte e a tutti, bentornate e bentornati. State per vedere Two Squared Meters, 2 metri alla seconda, di Volkan Yüce. Volkan, insieme a Tayfun, il protagonista di questa storia, e la DOP del film sono qui con noi in sala. Non vogliono dire nulla prima del film, ma saranno con noi dopo per un esteso Q&A, quindi vi invitano a restare. Good afternoon, everybody. Welcome back. So you're going to watch the film Two Square Meters by Volkan Yüce. Volkan, the director, Tayfun, the protagonist, and also the director of photography are here, but they don't want to say too much at the beginning, so they will be here after the screening for the Q&A. So please stay and let's have a talk. Dico solo un paio di altre cose veloci, che così diamo la possibilità alle persone che ancora si stanno accomodando di sedersi. Il titolo di questo film, ne parleremo poi dopo, è particolarmente interessante. Parte da una domanda di Tolstoi addirittura, che si interrogava su quanti metri effettivamente servissero a un uomo sulla Terra, e la risposta di questo film è esattamente questa: 2 metri alla seconda. The title, Two Squared Meters, is very interesting. We will discuss about it later, but it reflects a question that Tolstoy used to ask himself: how many meters a man need on Earth? Vediamo questo film come risponde a questa domanda. È un film che utilizza la morte in una maniera molto ironica, in realtà, per parlare della vita e di tante questioni che la morte mette in risalto, ma che riguardano estremamente i vivi. So we will see how the film answers to this question. The film deals with death, but in a very ironic way, and while talking about and dealing with death, it also talks about life. Buona proiezione, a più tardi. Enjoy the screening. Volkan, Tayfun, Sabine, please join us here. Vi chiediamo ancora un applauso, another round of applause for our guests. Volkan Yüce, il regista del film, Tayfun Arsalano, il protagonista, e Sabine Panossian, la direttrice della fotografia. Grazie ancora. Nel film, come dicevamo un po' prima, spoileravamo un po' prima, la morte diventa un punto d'accesso per parlare di identità e di appartenenza. Quando hai capito che la domanda dove deve essere seppellito un uomo poteva essere il punto di partenza per parlare di migrazioni e appartenenza? First of all, thank you very much. So as we said at the beginning, the film talks about death, but in order to reflect upon identity and the sense of belonging. So when did you understand that thinking about where a person should be buried would be a way to talk about these topics? So first of all, thank you all for being here. For me, this idea started during Corona. There was a problem about how do we bury our loved ones during Corona. And I was thinking, for us, the grandchildren of migration, it's always like Corona, you know, it's always stressy. And I have the age, I see people dying. I'm born and raised in Belgium, Belgian people dying, but also Turkish people. And the difference is so big. And my parents are getting old, I'm getting old, so I start to question, where do I want to be buried? And I do believe it says a lot about integration, the place where you want to be buried. Because now all companies are like a United Colors of Benetton thing, poster, billboard. You know, every company has one person with a migrant background working at the reception, but that's for me not integration. The degree, the percentage of a minority that's buried in a country says much more about if a minority is well integrated or not. And unfortunately, I see 95% of the minorities in Belgium are buried back in their country after 60 years of migration. And I thought, this is a problem, I have to do something with this.
Allora, innanzitutto grazie, l'idea è nata durante il coronavirus perché in quel momento la domanda dove possiamo essere seppelliti era ancora più urgente e anche più difficile da rispondere. In realtà questo tipo di ansia, diciamo, nei confronti della sepoltura purtroppo è una cosa che è comune nelle vite dei migranti di seconda e di terza generazione. Io stesso sono nato in Belgio e purtroppo la differenza tra quello che succede dopo la morte di un cittadino belga e un immigrato dalla Turchia per esempio è molto diversa, quindi ho iniziato a interrogarmi su io stesso dove vorrei essere sepolto e secondo me appunto questo fatto della sepoltura dice molto sull'integrazione di un popolo. Sicuramente non ci sono tanti lavoratori appunto stranieri in Belgio, ma questo non significa che questi siano integrati e basta guardare la percentuale appunto di sepolture nel paese. Come abbiamo visto nel film, il 95% delle persone, in questo caso turche, vengono rimpatriate per essere seppellite e questo anche dopo 60 anni che hanno vissuto in un paese, quindi credo che questo sia un problema e volevo parlare proprio di questo. Il film riesce in questa alchimia molto magica di rimanere costantemente in un bilico tra l'ironia, la surrealtà e però una fedeltà assoluta ovviamente anche appunto a davvero come dire, l'impegno e la convinzione, il coinvolgimento emotivo e professionale del tuo protagonista. E vorrei capire appunto come siete riusciti a mantenere questo tono fedele alla realtà senza tradire quella che era la missione originaria che tu hai molto ben spiegato ora, ma permettendo poi al pubblico di anche divertirsi in alcuni momenti, perché ricordo la prima proiezione che ho visto di questo film, in sala la gente rideva ed era una cosa che era quasi surreale da pensare, e quando invece molto spesso abbiamo anche bisogno appunto di trovare qualcosa di ironico, di surreale all'interno di un mondo che invece ci spaventa molto e soprattutto di sorridere un po' davanti alla morte. La domanda però è per Volkan? Come riuscire? Per entrambi. Okay. For both So of the them. question is for both Tayfun and Volkan. So the film manages to strike this balance between irony, but this really professional engagement and commitment that Tayfun has for his job. So how did you, one side stick to this role, to your professional role, and on the other side you kept on being humorous, to also always have this layer of irony. So how did you balance the two aspects? First of all, I want to say that I started with this project after I saw him on the television news, because I was already for a long time, this topic was on my head, but I like to make documentaries, films that are a bit tragicomic or funny, but this is a very serious topic. And when I saw him on the news, Belgian television news, I thought, okay, I found my character. And for the rest, he did a lot. He was like the person, he was also like the fixer, When someone was deceased, he was the person who was talking to the family to get permission and stuff like that. But yeah, what do you want to say? Can I just translate this into... Thank you. Io ho conosciuto Tayfun durante un notiziario televisivo. Questo argomento era appunto un argomento su cui ragionavo da tanto tempo, ma a me piace comunque fare dei documentari tragicomici e appena ho visto lui ho detto ok, l'ho trovato, appunto proprio perché è un personaggio perfetto per essere un personaggio tragicomico, e poi lui ci ha anche aiutato molto, devo dire, nell'anche approcciarci alle famiglie in lutto. Ben Türkçe yapacağım. Daha kolay olur. Belçika'nın Genk şehrinden geliyorum. Genk şehrinde orada migrasyon, yani yabancılar, ilk önce gelenler İtalyan topluluğuydu. Orada çok İtalyan arkadaşlarımız var ve buradan da İtalya'ya gideceğimi söylediğimde hemşerilerinizin de selamını getirdim. Onu da burada söylerseniz tabii ki çok memnun oluruz. Pordenon'a teşekkür ediyorum Volkan Yüce'ye, arkadaşımıza, bize de böyle bir faaliyetlerde kabul ettiği için. 11 senedir cenazeciyim. Cenaze evlerine gittiğimizde orada hayat duruyor. Orada ölüm var. Artık insanoğlu o acısından her şeyi de bir soğukluk yaşıyor. Ve orada o evi geri canlandırmak için, geri hayata geçirmek için tabii rahmetli olanın acısını paylaşıp işlerini yapmak var.
Bir de o evi geri canlandırmak var. O evi geri enerji vermek var. Onun için birazcık hani komik ama sınır içinde. Güleç, mizah böyle kabul edilecek şekilde onları canlandırmak lazım. Anne olsun, baba olsun, çocuklar olsun. Onu birazcık dozunda hani tuzu şekeri dozunda atacaksın derler ya. Tuzu şekeri dozunda atacaksın ve mizahla o evi geri canlandıracaksın. Rahmetliye saygı duyarak, aileyi de saygı duyarak. Bu şekilde yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Innanzitutto io vengo dal Belgio, dalla città di Genk, e la prima annata migratoria è stata proprio degli italiani, quindi vi porto i saluti della comunità italiana di Genk. Vorrei ringraziare il festival e anche Volcan ovviamente per il film. Sono nel business delle pompe funebri da 11 anni e quando quando ci rechiamo nelle case dei defunti, ovviamente lì condividiamo il dolore con tutta la famiglia, ma allo stesso tempo cerchiamo anche di riportare in qualche modo la vita e di portare dell'energia a queste persone. Quindi cerchiamo sempre di essere abbastanza divertenti, ma ovviamente entro i limiti, no? Chiaramente della decenza. Quindi diciamo un po' di comicità ovviamente a piccole dosi e ovviamente sempre con del rispetto sia per la famiglia dei defunti che per i defunti stessi. I will translate into English, sorry, I forgot. So yeah, first of all, thank you to Volcan, to the festival, and greetings from the Italian community in Genk in Belgium. I've been in this business for 11 years, and every time we go to the house of the deceased, we share their pain, of course, but we also try to bring some energy to show them that life goes on. So we try to be a little bit ironic, but within limits, you know, without exaggerating, of course, and also to show our respect not only to the family but also to the deceased. Il film, la scena del tuo funerale, credo che sia una scena veramente che mi rimarrà in testa per un sacco di tempo, ma che all'inizio mi ha fatto molto ridere quando l'ho visto appunto la prima volta. Poi mi ha fatto interrogare su questa cosa che veramente ci diciamo sempre che tutti gli uomini alla fine sono uguali davanti alla morte in qualche modo. Questo film invece ti dice che proprio non è così, che nemmeno la morte è democratica. Questa cosa mette un po' in crisi anche te, giustamente tu dici io voglio stare vicino alle mie figlie, io voglio e secondo me questa scena appunto del tuo finto funerale è fortissima, perché appunto ti sei messo tu in prima persona, che nonostante la tua ironia appunto condividi profondamente questa sensazione di essere in mezzo, di non essere né da una parte né dall'altra. So the scene with your funeral is very funny, and the first time I laughed, but then the second time I asked myself the question. So even in death, we are not really equal. Death is not democratic because you are always in between. You think you want to be buried there in Belgium with your kids, but still you still debate, you have doubts, you know, so we really share this sensation of being neither in Turkey, neither in Belgium. Evet, ben annem 2002'de rahmetli oldu, 2008'de babam rahmetli oldu. Onlar birinci jenerasyon köyden gelenler olarak geri toprağını istiyorlar, geri şeyini de istiyorlar, memleketine. Bu birinci jenerasyon misafir işçilerde çoğunlukta görünüyor. Biz de köyümüze her zaman git gel yaptık. Oradaki havasını, oranın kültürünü de yaşadık, biliyoruz. Ama 40 sene, 60 senede burada Belçika'da yaşadık. Genk'te yaşadık. Orada da bir geçmişimiz, tarihimiz var. Ve Belçika'da tabii ki sıkıntılar var. Orada defin yapmanın sıkıntıları var. Yani örneğin Türkiye'de ebedi mezarlık, yani forever funeral diye. Ama Belçika'da kira olayı var. Kiradan sonra takip etmezsen çıkartılma olayı var. O panik yapıyor. Yani orada bir sıkıntı var ve kabullenme. Yani burada tamam yaşadınız ettiniz ama kabul ediliyor musunuz edilmiyor musunuz da o sorular da var.
Biz işte kağıtlarımızı orada bakanlara sunduk. Gelin burayı biraz değiştirelim. Hani Volkan yönetmenimizin dediği gibi bu kanunu düzeltelim. Eskiden Belçika'da da ebediyet vardı. Kaldırdılar. Onun için bunu güzelleştirirlerse o son noktayı da burada uyum sağlama için halledilirse bence farklı olabilir ama bayağı yolumuz var yani. Daha çok yolumuz var. Ben kendim filmde dediğim gibi kızlarım için söylüyorum. Ama başka gençler hala memleketi seçiyorlar. Türkiye'yi seçiyorlar. I miei genitori facevano parte della prima generazione di migranti e nonostante hanno trascorso moltissimi anni in Belgio, comunque hanno voluto essere seppelliti in Turchia. Noi ovviamente abbiamo continuato negli anni a visitarli, chiaramente conosciamo, insomma, siamo rimasti in contatto con la cultura turca, con la Turchia, però appunto abbiamo anche questo importante passato comunque nel Belgio dei ricordi. Il problema è che, come avete visto nel film, le tombe, diciamo, non sono garantite a vita in Belgio purtroppo, e questo ovviamente crea anche una sorta di panico nelle persone turche, che ci fa chiedere anche: ok, lavoriamo qui, viviamo qui, ma siamo poi veramente accettati? Fino a quanto siamo accettati? Tra l'altro io ho fatto anche, diciamo, mi sono espresso anche con il comune per cercare di cambiare un po' questa legge, e purtroppo c'è ancora molta strada da fare, perché ad esempio anche ragazzi, io ho deciso di farmi seppellire lì in Belgio, però ci sono dei ragazzi giovani per esempio che vogliono invece essere seppelliti in Turchia. Switch to English. So my mom and my dad were first generation migrants, and they wanted to be buried in Turkey. So we still have, you know, contacts. We've been visiting Turkey for years, but you know, at the same time we have our past in Belgium, and so it is really a problem also because the graves in Belgium are not granted for all life, as you see, and so this creates a sort of panic in people, and it really makes us wonder how much, you know, accepted we really are as migrants. I've also asked the city hall, you know, the institutions, if we can change the law in a way, but the road ahead is really long still. And so, for example, also young Turkish people or migrants want to be buried in Turkey for this reason. So. Volkan, approfitto del fatto che c'è Sabine qua con noi per chiedervi come avete lavorato insieme sulla cinematografia di questo film, che è particolarmente pregevole, è un film molto molto bello da guardare, oltre ad essere un film estremamente interessante nei contenuti. So Sabine and Volkan, how did you work together for the cinematography of the film, which is also aesthetically very nice? Yeah, first of all, I want to thank Sabine Panossian for the great work she did. It was absolutely difficult because she only had one chance to film it, so everything you saw was natural and real. So, and also it's a very emotional moment, so you don't want to bother the people because you lose your mother or father only one time, and we don't want to mess that up actually. But yeah, maybe you can answer. Yeah, I think that's something you really have to. I don't know. It's a very emotional, like shooting about death or people around suffering you is so emotional that for me, I didn't understand Turkish at all. So I had to work from my heart and from my la pancia, the stomach, to know how close I can get to the people or how to stay away. And yeah, I think that's really the most pure documentary you can shoot, because as Volkan said, you can only shoot it once. Maybe it's also with births, it's the same thing, the approach to your protagonist. And it was very, it was a very good collaboration. I mean, with Typhoon we had even also times where we could laugh and we could we had a very close, quick approach towards each other, and that helps of course towards the protagonist. Buraya ek olarak evet sevgili misafirler, düşünün, ailenin cenazesi var, beni arıyorlar. Ben cenazeciyim, ben oraya gideceğim, cenaze işini yapacağım ama kamera ekibiyle de geleceğim. Dokümanımızı çekeceğiz. Ben cenazeyi konuşurken film ekibiyle geliyorum diye onu da nasıl ikna edeceğim? Beni tanıyanlarda bazen konuşma kolay olmuyor ama yabancı ailelerde sıkıntı.
Yani burada küçük bir anekdotu anlatmak istiyorum. Cenaze evine gittik. Başınız sağ olsun. Kağıdınızı yapacağız. Ama sizlerden bir ricam var. Biz bir doküman çekiliyor. Kamera gelip de bu cenazeyi çekebilir mi? Bakın o acının içinde. Oğlu veya kızı diyor ki düşünmem lazım. Hemen motive ediyoruz. Diyoruz bakın size güzel bir hatıra kalacak. Çocuklar hatıra duyunca da hoşuna gidiyor. O tamam çekil diyor. Ama oradan da emmisi, dayısı, halası duyuyor. Kamera gelecek. Ha diyor no kamera olamaz istemem. Yani biz bir kişiyi ikna değil 20 kişiyi ikna ettik. Kamerayla gelsin, ekiple gelelim. Ve tekrarı yoktu yani. Kesinlikle tekrarı yoktu. Yaptık, yapamadık. Yani zaten kamerayla geldik mi o bile güzeldi yani kabul ettiyse. Ve Sabine olsun, Volkan olsun, bütün ekibe hep teşekkür ediyorum. Ve Sabine de kamerayla dikkat edecekti cenaze evinde. Tekrar teşekkürler. Sì, innanzitutto Volkan ringrazio l'ottimo lavoro di Sabine perché ha lavorato anche in condizioni difficili, perché un po' come cioè aveva solamente una chance di filmare chiaramente i funerali, quindi nel film è tutto quello che vedete è tutto naturale, è tutto reale, e tra l'altro filmare in momenti così emotivi di lutto ovviamente è stato molto difficile. E tra l'altro Sabine diceva che non conosce neanche la lingua turca, quindi ha veramente lavorato di pancia proprio. Anche diciamo per capire quando entrare, diciamo avvicinarsi letteralmente alle persone, quando invece stare un pochino più, fare un passo indietro, e quindi questo documentario è un documentario puro, nel senso che viene filmato una volta sola, buona la prima, un po' come se fosse un parto, anche se poi si parla di morte, e comunque è stato un momento, diciamo la produzione è stata molto, molto bella, abbiamo creato anche un bel rapporto con Typhoon, insomma ci siamo molto legati, e Typhoon invece raccontava la scena che appunto quando si recavano nelle famiglie in lutto mi chiamavano, appunto io andavo a casa loro e dicevo guardate che noi stiamo girando un documentario, possiamo filmare? E a volte, una volta mi è capitato che il figlio del deceduto dicesse sì un attimo ci penso, e poi si era convinto. Il problema è che poi è arrivato il resto della famiglia e la famiglia ha detto sì non lo so, no non voglio eccetera eccetera, quindi abbiamo convinto una persona però dovevamo convincerne altre 20, e anche in quel caso non sapevamo effettivamente se saremmo riusciti poi a filmare il tutto, quindi ringrazio anche tutta la troupe e Sabine per essere stato molto attenta, diciamo, anche in questi momenti difficili. Sorry, I'll switch to English. About Typhoon was telling us an anecdote of when he used to go to the houses of the deceased, and so he had to say, look, we're shooting a documentary, can we do that? And so he needed to get permission from the whole family. Maybe sometimes somebody said yes, it's fine, but then the other part of the family said no. So we had to convince like 20 people, and so it was hard. And sometimes we convince them by saying, look, this is going to be a nice memory for you. But still, we weren't sure if they wanted to be caught on camera. So I thank Sabine, I thank the crew for being really attentive in those special moments. Abbiamo soltanto pochissimi minuti che restano, il tempo per una domanda, una sola domanda. Just one question. Does anyone else have a question? Yeah. Thank you. I really enjoyed the film. I especially liked seeing the business side, the trade fairs, the business connections. But my question was, maybe I missed it in the film, but how did you enter this field? How I entered this movie. The film sector. Excuse me. Nervosity. Türkçe söyleyeyim daha kolay. Tamam. Ben eskiden özel sektörde çalışıyordum. Özel sektörden ben privé kendi şirketime başlamak istedim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Aradım, düşündüm. Bir ravioli dükkanı açayım dedim. Biz de mantı diyoruz. Onu hanım beğenmedi. Pastırma sucuk açayım dedim. Onu da beğenmedi. Ya dedim sayıya baktık. Orada sayı söylüyorum zaten gördünüz. 11 milyon Belçikalı, 1 milyon Müslüman,
400 bini Türk, 2 cenazeci. Yani manyak pazar. Değil mi? Manyak pazar. Yani dedim olayım bunu, yapayım. Ama bunu yapmak için 2,5 sene de 34 yaşındaydım o zaman. Şimdi yaş 48. 2,5 sene okuluna gitmem lazımdı. Diplomayı almam lazımdı. Gene sabır, gene bekle. Ve şimdi güzel iş yapıyoruz. Yani olmadığından ve sosyal bir şey arayayım dedim. Sosyal bir şey. Gece fabrikada çalışıyordum. Gece oradan okula gidiyorduk, okuldan işe gidiyorduk. Ya bayağı bir yoğun tempomuz vardı. Hanım da çalışan birisi. 5 kız babası. Ev kalabalık, trafik. Yani yapabildik hayırlısı. I'll answer it in English to you and then in Italian. So at first, actually, I was working in the private sector, but I wanted to open my own business. And I was thinking what kind of business to open, maybe mantı, which is kind of special Turkish ravioli, or, you know, other Turkish specialties. But my wife said no. And then I thought that in Belgium, there are 1 million Muslim people and 400,000 Turkish people, I mean, from Turkish descent, and only to funeral business. So I thought, okay, this is going to be a great opportunity, a great market. So he started from zero? Yeah, and then he attended school because to get his diploma, you know, to open his business. For 2 years and a half, he went to school at night and working during day. And also his wife was going to school. They have 5 kids, so in the end they did it. And it is a very nice job. Okay. Allora, io lavoravo nel settore privato, però ho voluto sempre aprire una mia azienda, pensavo cosa fare. Prima volevo aprire un negozio di mantı, che sono dei ravioli turchi oppure altre specialità turche, ma mia moglie non voleva. E poi ho visto che in Belgio ci sono 1 milione di musulmani, 400.000 persone di origine turca e semplicemente solamente 2 imprese funerarie per questi musulmani turchi. E quindi ho pensato che sarebbe stata un'ottima opportunità e avrei avuto un grande mercato. E così ho iniziato a frequentare questa scuola proprio per avere un diploma per 2 anni e mezzo, quindi di giorno lavoravo in fabbrica e poi la notte andavo a fare questo corso. Tra l'altro anche mia moglie stava studiando, abbiamo 5 figlie e quindi insomma abbiamo aspettato molto, abbiamo lavorato duramente, però alla fine facciamo un bel lavoro. Purtroppo abbiamo finito il tempo, mi dispiace ma c'è un altro film qua e quindi dobbiamo assolutamente chiudere, ma loro restano con noi, potete continuare. Io ho ancora un sacco di domande da farvi, quindi adesso ve le faccio. Ringraziamo Tayfun, Sabine, Volkan, Caterina, che è stata meravigliosa nella traduzione bilingue, trilingue. So time has run out, unfortunately, but if you want to ask some questions to Volkan, Sabine, you can do that outside in the foyer. Thank you very much again. Thank you.